È possibile sfidare la psicosi da coronavirus a colpi di gelato, pizza gourmet o birre artigianali? Nonostante la paura di questi giorni abbia fatto rimanere in casa in via precauzionale molti siciliani, l'Expo Cook ha registrato infatti un grande successo. Decine di migliaia le persone che, nei giorni del Salone della Ristorazione, si sono recate alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, presenti anche alcuni siracusani. Siamo qua presenti in questi giorni qui a Palermo in occasione dell'Expo Cook 2020 insieme a Giuseppe Fiorini, campione italiano 2016, in quanto ha preparato, diciamo, degli eventi dedicati a un concorso che si chiama Challenger Latte Art, dove si sono cimentati tanti baristi siciliani, e poi successivamente negli altri giorni dedicati a delle demo sul palco per quanto riguarda le dimostrazioni di preparazione di cappuccini con la tecnica della latte art. Secondo il campione di latte art Giuseppe Fiorini, si tratta di un evento che fa crescere professionalmente. Sicuramente è un bellissimo evento dove ci si può approfittare per crescere professionalmente, è un modo per scoprire le nuove tendenze grazie ai professionisti del settore. Ieri c'è stata una piccola competizione dove i baristi si scontravano a colpi di lattiera, nel vero senso della parola, mettevano in tazza tantissime creazioni, andavano a pescare una figura da un box a sorteggio, da lì dove il competitor accanto doveva replicarla nella stessa maniera, il migliore che riusciva ad eseguire il disegno passava alla fase successiva. Quella di quest'anno è la quarta edizione. Questa è la quarta edizione che facciamo con la fiera Expo Cook 2020 a Palermo. Come al solito, insomma, noi ci rivolgiamo sempre ai canali del bakery. In questo senso abbiamo presentato la scrocchiarella, che è un prodotto che sta andando fortissimo, un prodotto di tendenza, un prodotto che piace perché è fatto con un buon lievito naturale. Dietro naturalmente c'è tutta una lavorazione di preimpasto, quindi una lunga lievitazione, una lunga maturazione. Poi abbiamo presentato anche la linea farine, perché Ital Mill è un mulino storico che oggi è più di 100 anni che produce farine. L'Expo Cook è un appuntamento molto atteso che ogni anno coinvolge più di 200 espositori in 25.000 metri quadrati della Fiera del Mediterraneo di Palermo.